Sì. Che cosa succede? Io ho finito l'università, decido di fare il venditore di macchine automatiche. Vado dai clienti, ascolto i clienti e mi rendo conto che i clienti avevano tante proposte per innovare le nostre macchine, perché il cliente usa le macchine tutti i giorni. Poi lavoriamo con grandi clienti come Unilever, Nestlé, Coca-Cola, Samsung, insomma aziende che sanno come devono essere fatte le macchine. Io tornavo dalle aziende che rappresentavo e tante volte mi sentivo dire: noi siamo gli esperti, devi convincere il cliente che la soluzione che noi forniamo, quella che hai nel catalogo, è la migliore possibile. Questo mi metteva un po' in imbarazzo, perché in realtà io capivo la forza, la straordinarietà dell'idea del cliente e dovevo tornare dal cliente e dirgli che in realtà no, non era così interessante, la mia era migliore. Quindi nel 2002, insieme ad altri soci, decidiamo di creare un'azienda che invece voleva ascoltare il cliente. Quindi in Tecnorap noi non vogliamo presupporre ciò che il cliente vuole, noi lo chiediamo al cliente ciò che vuole e in funzione di questo leggiamo il mercato. In Italia siamo bravissimi nel fare cose su misura, ce lo riconoscono in tutto il mondo, abbiamo fantasia, creatività, ma nell'ascolto non siamo più bravi di altri. E se non impariamo ad ascoltare bene i nostri clienti, finiamo poi per fargli cose magari magnifiche, bellissime, ma per noi, non per loro. Io posso fare il miglior abito del mondo, ma se non ascolto il cliente, poi quell'abito non lo vuole mettere. Ecco, qui facciamo su misura macchine, ma le facciamo ascoltando con più attenzione i nostri clienti. Dal di qui nasce l'idea di Tecnorap, bene su misura. Quindi cosa facciamo in azienda? Ci alleniamo ogni giorno per imparare ad ascoltare meglio. Ascoltare all'interno, noi dobbiamo saperci ascoltare e questo migliora il clima, rende l'azienda molto più veloce nel creare e poi dobbiamo ascoltare fuori, ascoltare i nostri clienti, gli stakeholder, ma anche i fornitori, ascoltare tutti con la voglia di imparare. Questo è ciò che noi facciamo in Tecnorap. Ma sicuramente le capacità tecniche sono necessarie. Qui abbiamo ottime scuole, quindi le persone preparate le abbiamo trovate. Poi ci siamo occupati di formazione. Non avendo aziende che come noi fanno macchine automatiche nel raggio di 40-50 km, abbiamo deciso di comunque venire qua, ed è il posto giusto, e di formare noi tutte le persone. Quindi abbiamo preso tecnici già pronti dalla scuola, università e superiori, e poi ci siamo occupati della formazione che riguarda macchine automatiche. Oltre a questo abbiamo guardato ciò che c'era sul mercato, io già conoscevo le macchine dei concorrenti, quindi dal di lì siamo partiti e abbiamo cercato di creare qualcosa di innovativo. Quindi l'innovazione è fatta su macchine esistenti e la capacità di ascolto del cliente ci ha portato ad essere interessanti, di valore per tutte le parti del mondo, perché i nostri concorrenti sono nel mondo, non dobbiamo fare concorrenza a un'altra azienda, solo la concorrenza ad aziende italiane, ma ad aziende che stanno nel mondo e a volte sono molto più grandi di noi. Volevamo che questo fosse il luogo nel quale le persone potevano meglio esprimersi, nel quale potessero crescere, nel quale le loro qualità venissero apprezzate. E ci siamo detti, se riusciamo a creare questo, allora saranno le persone a fare gli impianti giusti, a dare i servizi giusti, perché una persona che sta bene dà il meglio di sé. Quindi io mi occupo del benessere delle persone. Come faccio ad occuparmene? Beh, intanto abbiamo creato una qualità dell'ascolto diffusa che è decisamente elevata. Ogni persona che ha un'idea la porta in prima istanza al suo manager di riferimento. Il manager l'ascolta e ha un mese di tempo, 30 giorni per rispondere sì o no in merito a questa idea. Anche il tempo è importantissimo. Se ho un'idea, qualcuno mi deve rispondere entro un certo tempo, altrimenti l'azienda non dà l'idea di essere pronta, attenta e interessata. Se il manager mi dice no, non sono d'accordo, la tua idea naturalmente deve spiegarlo, non funziona per questi motivi, ma le persone continuano a credere nella loro idea, hanno un secondo tavolo. Nel secondo tavolo ci sono persone, membri di vari team, che non sono i responsabili. Quindi si trovano con altre persone che rivalutano quell'idea un'altra volta e hanno anche loro un mese di tempo per dare una risposta. Se anche questo secondo tavolo non trovi interessante l'idea, tra l'altro il secondo tavolo le idee le deve appendere tutte in bacheca, in modo che tutte le persone in azienda possano leggere l'idea e da chi è stata portata.
Se anche il secondo tavolo non è d'accordo, devono venire da me in direzione. È l'amministratore delegato che valuta un'altra volta l'idea, poi posso sbagliare anch'io, posso non capirla, ma almeno le persone hanno avuto l'occasione di avere più gradi di attenzione e questo fa capire loro quanto è importante l'idea. Un altro aspetto che noi utilizziamo e fa capire quanto è importante l'ascolto. Noi, una volta installati i nostri impianti, ho fatto un intervento di manutenzione, attendiamo un mese, poi chiamiamo il cliente. E al cliente chiediamo come va l'impianto, questa è la prima domanda, e il cliente ci dice come si trova con il nostro impianto e se l'impianto soddisfa le aspettative che lui aveva. Poi però gli chiediamo un'altra cosa, gli chiediamo un aiuto, diciamo caro cliente noi dobbiamo crescere, vogliamo farlo con te, anche con te. Come facciamo la prossima volta a stupirti, gli chiediamo? Come facciamo a darti un servizio o una parte della macchina che ancora non c'è che potrebbe stupirti? Che potrebbe renderci diversi dai nostri concorrenti e avvicinarti ancora di più alle tue idee. E devo dire che i clienti ci aiutano. Quindi a volte, invece di cercare lontano che cosa il mercato vuole, è molto meglio cercarlo vicino. Cominciamo con i nostri clienti. Intanto abbiamo orario flessibile per tutti. Le persone possono entrare al mattino tutte indistintamente dalle 8 alle 8:30, uscire dalle 12 alle 12:30 e così a pomeriggio. Questo permette ad ognuno di decidere come interpretare le 8 ore della giornata, spostandole ogni giorno come vuole. Abbiamo allungato le pause caffè, abbiamo dato 5 minuti in più oltre ai 10 che appartengono naturalmente per diritto alle persone, chiedendo loro però in quei 5 minuti di guardarsi e di parlarsi, non di guardare lo smartphone, perché nei 10 minuti che gli sono dovuti, giustamente le persone fanno ciò che vogliono e spesso stavano sullo smartphone e va benissimo, cioè ben chiaro, nulla in contrario. Però abbiamo detto se aggiungiamo 5 minuti ogni giorno, quindi 10 minuti, 5 minuti alla mattina, 5 a pomeriggio, 10 minuti al giorno, sono 4 giorni e mezzo all'anno che l'azienda concede, però ci parliamo e le persone si parlano e si scoprono. Poi abbiamo un coach che viene qui tutti i mesi dal 2015. Tutti i mesi un coach viene in Tecnora e tutte le persone Tecnora, tutti i nostri collaboratori, in gruppi misti, sempre sorteggiati, per cui nello stesso gruppo ci sono persone di vari reparti e di vari livelli, compresa la direzione. Lavoriamo col coach che di fatto ci insegna a stare insieme, a rispettare la diversità, a capire gli altri, a capire che in realtà tutto ciò che è diverso è un arricchimento per noi, non deve essere un fastidio. Anche ad ascoltare i loro disagi, per cui il coach riesce a far venire fuori disagi che le persone tendenzialmente non se ne vergognano, non vogliono portare fuori, poi invece in gruppo si accorgono che anche magari altri hanno disagi come loro e l'azienda può far tanto su questo, l'azienda ha bisogno di capire, poi non è detto possa risolvere tutto, ma almeno prenderne coscienza e fare tutto il possibile, questo sì sempre.